Integrazione, fratellanza e amicizia sono alcuni dei temi principali del Grest di Realmonte sull'altra riva. Iniziativa che ha visto protagonisti i bambini, presenti ancora una volta ed in gran numero, che riconfermano la validità dell'evento. Non è passata inosservata la soddisfazione dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Calogero Zicari. L'amministrazione è assolutamente soddisfatta del lavoro che è stato fatto dal gruppo, da Don Pino e dalle varie associazioni e degli animatori, perché appunto, come diceva poc'anzi Alessandra, questo è un Grest all'insegna della solidarietà e del gemellaggio che mira a valorizzare non solo un aspetto ludico e ricreativo, quello c'è ogni giorno, ma anche un aspetto contenutistico, per cui sull'altra riva, verso l'altra riva, cercare di socializzare, cercare di fare integrare i ragazzi, non chiudere le porte ma confrontarsi col diverso e arricchirsi attraverso le diversità. A me corre l'obbligo di ringraziare tutti i volontari, Padre Pino, prima di tutti, l'ASP, tutte le associazioni che si sono adoperate per la riuscita di questo evento. Senza i volontari l'amministrazione non potrebbe andare da nessuna parte. Noi abbiamo bisogno di loro e tutti assieme facciamo crescere il nostro territorio. Io oggi sono venuto a trovare tutti coloro che si sono adoperati, i ragazzi che stanno correndo come matti in una caccia al tesoro, mi pare oggi, e si stanno divertendo. Giustamente dicevano che oltre al divertimento ci sono dei valori aggiunti, sono stati qua a spiegare i valori della vita, le cose giuste, la solidarietà e altre cose che rendono tutti più grandi, più adulti e più responsabili. Quindi ringrazio ancora una volta tutti coloro che si sono adoperati e mi auguro che tutti gli anni si possano verificare di questi avvenimenti e altri che fanno crescere il paese, i ragazzi e la popolazione. Allora siamo all'edizione del Grest 2017 Realmonte sull'altra riva. In conformità al piano pastorale abbiamo voluto dare un messaggio ai bambini di Realmonte e non solo, perché stanno partecipando quest'anno anche un sacco di bambini che sono ospiti nella nostra città, affinché appunto un messaggio di pace, di solidarietà, di fratellanza, di rispetto delle regole, di spirito di squadra. Abbiamo dotato ogni giornata di un contenuto specifico che abbiamo cercato di trasmettere sia con le parole che con i giochi che con le riflessioni. I bambini si sono tanto divertiti e speriamo appunto che portino a casa qualcosa di un ricordo molto bello, che sia anche pieno di un contenuto valoriale importante.